allora non vengo. Grazie mille. E che la festa continui. È il più grande impianto di biometano d'Europa con 120 aziende agricole aderenti. Siamo nelle campagne di Schiavon, una struttura capace di unire tecnologia, industria, economia e agricoltura nella realizzazione di gas metano per riscaldamento e autotrazione nel massimo rispetto dell'ambiente, capace di produrre ogni anno 7.000 tonnellate di biometano, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 200 mezzi pesanti che percorrono 100.000 chilometri ciascuno. Quindi noi riusciamo a produrre in pianura padana del metano come se avessimo dei giacimenti petroliferi. Questo impianto produce, la somma dei due impianti, 20 tonnellate di biometano liquido al giorno ed è derivato dall'alimentazione fornita da 120 stalle di questa zona. Nell'arco di 6 km abbiamo più di 15.000 vacche da latte che andiamo a recuperare giornalmente dalle loro stalle. Conferiamo all'interno dell'impianto il loro liquame, letame, le loro polline. Il processo di gestione anaerobica produce il gas, purifichiamo il gas, lo immettiamo su dei carri bombolai e lo portiamo alle stazioni di servizio. Non è un caso che sia in Veneto, perché il Veneto da sempre è regione leader per quanto riguarda le energie rinnovabili, ma qui stiamo parlando di un impianto speciale, perché questo è un impianto che usa solo deiezioni animali. È un tema che mi sta molto a cuore perché io da anni faccio questa guerra etica. Oggi qui invece vince l'ambiente, perché qui si fa biometano con i reflui zootecnici. E questa è una cosa straordinaria. Alla tavola rotonda, a cui è intervenuto brevemente online anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, la linea guida è stata quella della sostenibilità. E al momento del taglio del nastro un ricordo particolare è andato alla scomparsa sindaca Mirella Cogo, colei che fece partire nel suo comune il progetto dell'impianto di biometano. Circa 10 anni fa il sindaco che mi precedeva, del quale sono stato il braccio destro fino alla sua morte, non ci ha esitato un secondo per dire sì all'impianto. Ha avuto coraggio, ha convinto tutti noi che eravamo consapevoli dell'importanza di un impianto del genere in un territorio come Schiavon, dove abbiamo la prevalenza di aree verdi, di aree agricole, di imprese agricole e dove crediamo che la tutela del territorio sia fondamentale.